Ieri, domenica 5 luglio, sono riprese le attività del CAI Sardegna dopo la pausa forzata a causa del coronavirus. Torramus. Ripartiamo dalla vetta di Sardegna, dai luoghi più suggestivi del sentiero Italia dalla montagna. Con queste parole il presidente regionale CAI, Pierina Mameli, e Matteo Marteddu, presidente della sezione di Nuoro, hanno voluto sottolineare la forza della ripartenza. Erano presenti i sindaci di Fonni, Desulo, Arzana, Villagrande, i ragazzi della Brigata Sassari, la presidente dell'ANPA Sardegna, Lucia Coi, i rappresentanti del CAI di Sassari, Cagliari, Oristano, Ogliastra. Tutti concordi nella volontà di valorizzare la montagna e le sue bellezze, per far ripartire davvero anche il turismo. Sardegna non solo mare, litorali, spiagge e ombrelloni, ma anche e soprattutto zone interne, con le loro storie e il loro vissuto, con i silenzi e i profumi di una montagna dal fascino ancestrale. La camminata, partita dall'impianto di risalita di Bruncuspina, si è svolta nel rispetto delle regole anti-Covid, favorite dagli spazi aperti battuti dal vento. Una camminata accompagnata dai suoni e dai profumi della natura. Sentiamo Matteo Marteddu, presidente sezione CAI di Nuoro. Intanto abbiamo pensato di ricominciare l'escursionismo CAI, usare il sostantivo ripartenza. Ci ho provato in tutti i modi a trovare un sostantivo sardo che fosse sinonimo di ripartenza, non l'ho trovato. Ho fatto un'indagine anche a Orotelli, devo dire, non l'ho ritrovato. Abbiamo Torramus, ritorniamo, Torramus, dove se non in montagna, qui alla Marmora, Punta alla Marmora, chiamando i sindaci dei paesi della montagna, le amministrazioni comunali, chiamando la Brigata Sassari che ci è molto cara, che partecipa, chiamando il CAI in Sardegna, e abbiamo fatto una manifestazione simbolica cercando di tenerci alle regole, insomma, distanziamento, mascherine, di essere tranquilli rispetto a... Così è andata. È un simbolo della ripartenza, dei programmi che facciamo, che dovremo fare per ripartire. L'intervista integrale la potrete vedere durante il telegiornale della sera.